Amuri, aspettando la sagra. Questo è il tema della serata che si è svolta ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento, che ha visto l'esibizione di circa 80 artisti locali. Ufficializzato stamani nel corso di una conferenza stampa del sindaco Miccichè e dell'onorevole Lillo Pisano il finanziamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo. PD e 5 Stelle insieme per le prossime elezioni dei vertici dei liberi consorzi in Sicilia. Intanto un ricorso al TAR le potrebbe annullare. Proficuo incontro tra le associazioni dei consumatori e i vertici dell'ASP di Agrigento sulle problematiche della sanità in provincia. Al via il primo degli incontri in calendario organizzati dall'Istituto Leonardo sulla intelligenza artificiale, inserito nell'ambito del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'Agragas incontra fuori casa il Ragusa e il Castrum Favara in casa con la Sambiase, una panoramica delle serie minori di calcio. Buongiorno col nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi sabato 22 febbraio, aspettando la sagra. Questo è il tema della serata che si è svolta ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento in occasione del prossimo 77° Mandorlo in Fiore, che ha visto in un teatro gremito l'esibizione di circa 80 artisti agrigentini con canti, balle e musiche delle tradizioni popolari agrigentine. Noi eravamo al teatro per seguire l'evento. Sì, sicuramente sì, 77esima edizione, peraltro quest'anno è il 2025 per Agrigento, un anno importantissimo, quest'anno sarà ancora più intenso rispetto agli altri anni, il filologico è sempre quello comunque del messaggio di pace che partirà da Agrigento dal Tempio della Concordia verso tutto il mondo, però naturalmente si seguirà anche sempre il filologico che c'è nel dossier del programma di Agrigento 2025, cioè l'accoglienza, il dialogo, le relazioni tra le varie etnie del Mediterraneo e non. Quindi penso che quest'anno sarà veramente qualcosa di straordinario. Sindaco, la serata di questa sera? È l'apertura e la presentazione ufficiale della festa del Mandorlo, come è la seconda edizione, l'abbiamo già voluta l'anno scorso, quindi per presentare alla città quello che faremo nella settimana dall'8 al 16 di marzo. Che sagra sarà quest'anno? Che festa del Mandorlo sarà? La solita sagra, una bellissima sagra piena di gruppi folk, saranno 30, una sagra improntata come al solito nel lanciare messaggi di pace, di amicizia al mondo che oggi più che mai ce n'è bisogno, una sagra che raddoppia le proprie esibizioni. L'anno scorso abbiamo fatto solo una serata di piazza in via Atenea, quest'anno ci sarà un'altra chicca importante, un'altra serata di divertimento al Viale della Vittoria. E poi il solito tripode dell'amicizia, che sarà quest'anno particolarmente suggestivo e partirà un messaggio veramente dal mondo al mondo intero. Che dire, il carro allegorico quest'anno disegnato da Sergio Criminisi rappresenterà Agrigento passata, presente e futura, proprio in occasione di Capitale Italiana della Cultura. Ecco, che serata sarà questa? Ci anticipi qualcosa? Stasera è una serata meravigliosa. Circa 100 artisti agrigentini, per la prima volta siamo riusciti a riunirli in un unico palco. Vedrete il meglio delle tradizioni popolari di Agrigento dai migliori artisti, veramente, che gratuitamente stanno donando il loro cuore, la loro esibizione, la loro arte alla nostra città. Le polemiche non mancano come tutte le sagre. Noi non badiamo alle polemiche. Un sold out, cominciamo con un sold out e questa è la migliore risposta. Agrigento ama la sagra, Agrigento merita la sagra e che dire, parla a questo splendido pubblico che stasera c'è qua. Prefetto, la prima sagra, che sagra si aspetta? Lei la prima volta, questa sera le prime anticipazioni? Aspetto una sagra entusiasmante, già ho avuto qualche anticipazione, ho seguito io negli anni passati, sebbene da lontano, questa manifestazione che ha rilevanza ormai e risonanza in tutto a livello nazionale e internazionale. Sono sicuro che anche questa edizione non deluderà
Ho avuto, come ho detto, già qualche anticipazione, quindi saremo al centro dell'attenzione sicuramente. Conferenza stampa stamani presso il campo comunale dello Stadio Asseneto del sindaco Miccichè e dell'onorevole Pisano per ufficializzare il finanziamento dell'impianto di illuminazione allo Stadio Asseneto di Agrigento. C'era per noi il collega Carmelo Lentini. Un sogno che si realizza per la doppia veste, sia come amministratore che come tifoso, quindi un agrigentino puro sangue finalmente riesce a ottenere dopo 70 anni un sogno che tutti gli agrigentini agognavano, vale a dire quello dell'impianto di illuminazione. È stato un iter difficile, però alla fine è fatta. Oggi per me è una grande gioia, ma già questa gioia è venuta qualche settimana fa quando è venuta a firmare naturalmente i fondi di coesione Giorgia Meloni. Perché? Perché finalmente siamo riusciti a portare un'opera importante ad Agrigento, che è l'illuminazione dello Stadio Asseneto. Per 70 anni ci hanno provato tutti, non ci sono riusciti, abbiamo avuto la fortuna e veramente la fortuna e la capacità di programmare questa grande infrastruttura. 4 anni fa abbiamo iniziato con l'amministrazione Miccichè e l'allora assessore Ciulla a presentare il primo progetto sull'illuminazione, poi ci fu uno stop dovuto alla caduta del governo. Con il governo Meloni, ripeto, subito ha dato forza, il governo Meloni ha dato forza ai fondi di coesione, ai progetti che andavano fatti soprattutto per il Sud Italia, e Agrigento è stata beneficiata perché aveva il progetto già pronto, il progetto esecutivo, è stata beneficiata di questa grande infrastruttura. E poi da tifoso, da sempre si parla dell'illuminazione, finalmente oggi avremo l'illuminazione, entro il 2025 lo Stadio Asseneto verrà illuminato e finalmente potremo togliere quella bruttissima frase che potete trovare su Wikipedia, e lo dico sempre, dove c'è Stadio Asseneto, unico stadio in Italia a non avere l'illuminazione. Finalmente toglieremo un fattore negativo che riguarda la nostra città e metteremo un fattore positivo: Stadio Asseneto, stadio illuminato. Sindaco d'Agrigento Franco Miccichè, allora finalmente lo stadio si doterà di un impianto di illuminazione. Ecco, vogliamo sapere i tempi tecnici di realizzo. Sì, finalmente è una svolta epocale per la nostra città, per il nostro stadio. Dopo 4 anni di lavoro intenso, di progettazione e anche di avvicendamento dei governi regionali, finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie ai fondi di sviluppo e coesione. Per quanto riguarda i tempi tecnici, purtroppo non so dare delle date ben precise, perché è un lavoro poi che dovranno fare i miei tecnici dell'ufficio, scusate, gioco parlo dell'ufficio tecnico. Incaricherò quindi sia gli assessori al ramo che anche gli ingegneri e i geometri che avranno questa incombenza. Penso che comunque non deve assolutamente superare il 2025. Malattie rare, innovazione nella ricerca, cultura e cura. Questo è il tema di un convegno medico che si è svolto stamani presso la sala Zeus del museo, organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento in prossimità della giornata mondiale del prossimo 28 febbraio. L'intervista. In vista della giornata mondiale delle malattie rare che cade quest'anno il prossimo 28 febbraio, l'Ordine dei Medici di Agrigento ha organizzato un interessante convegno. In Italia le persone con malattie rare sono più di 2 milioni. Oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000 e nella maggioranza dei casi causano disabilità.
il 4,1 anni è il tempo medio per una diagnosi, il 70% insorge in età pediatrica, il 72% ha origine genetica e solo il 5% esiste una cura. E oggi abbiamo voluto organizzare questo convegno sulle malattie rare in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Per la verità è il 28, ma per problemi di impegni da parte di alcuni relatori abbiamo dovuto anticipare al 22. È importante perché è una patologia che pochi conoscono e chi ne è affetto è quasi invisibile. Quindi noi vogliamo portare alla luce e quindi togliere dalla invisibilità chi è affetto da queste patologie. E oggi abbiamo voluto dare un taglio particolare, invitando la classe medica per essere sempre più pronta e sempre più aggiornata su queste patologie. E quindi lo scambio di idee, lo scambio di aggiornamenti, lo scambio di risultati raggiunti in questo campo da parte di medici, biologi, tutte le professioni sanitarie, ma abbiamo voluto presente anche i pazienti, abbiamo voluto presente anche l'ASPI, l'azienda, per poter sensibilizzare anche l'ASPI, che per la verità è molto sensibile e attenta alla salute dei cittadini della nostra provincia e con una collaborazione sempre massima con l'Ordine dei Medici. La cui mission è sempre quella, la salute dei cittadini, e quindi per sensibilizzare e cercare di cominciare ad attenzionare meglio e di più questo problema. Attenzionare nel senso, cominciare anche con l'apertura di uno sportello che potrebbe essere un primo passo, ma quello che sarà poi importante che la speranza è che ci sia qualche laboratorio di genetica periferico, perché chiaramente la vera ricerca poi non può essere parzializzata, ma cercare di farla in un centro unico dove si raggruppano tutte le forze per poter avere risultati migliori. Nel nostro territorio sono presenti, avete fatto un check-up? Sì, non ci sono sportelli ancora, ecco, ma siamo in via di istituzione. Ci sono delle associazioni che si interessano e portano avanti le problematiche dei pazienti affetti da malattie. Il vostro invito all'ASPI quindi è quello di creare cominciare una rete tra questi pazienti, cominciare con un sportello per poi arrivare alla creazione anche di un laboratorio di genetica. Le ragioni di questo convegno? Le ragioni è da togliere dalla invisibilità, rendere visibili questi soggetti che spesso nessuno conosce, o meglio, non conosce la patologia di queste persone. Dottoressa Giradestro, pediatra, come valuta questa iniziativa dell'Ordine dei Medici di Agrigento? È un'iniziativa veramente interessante perché è un problema attualissimo che da più di 20 anni le malattie rare sono in aumento. È importante il ruolo delle associazioni, dell'associazionismo, perché ci sono molte persone coinvolte su malattie rare, ma anche il problema dei costi, il problema anche delle famiglie, perché hanno queste malattie uno sfocio veramente a 360 gradi. Per la politica, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista delle prossime elezioni dei liberi consorzi in Sicilia, lanciano un fronte compatto contro il centro-destra, il servizio. Un fronte compatto di sindaci e consiglieri comunali alternativo a Schifani e al centrodestra. È quello a cui puntano PD e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni provinciali di secondo livello, in programma il 27 aprile in Sicilia, con le quali si eleggeranno i presidenti e i consiglieri dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Per questo il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, e Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia, incontreranno gli amministratori locali che non si riconoscono nel centrodestra sabato 1 marzo alle 9:30 a Gela. Avvieremo, dicono Di Paola e Barbagallo, un dialogo intenso per un cammino condiviso, finalizzato a comporre liste comuni e aperte a chi, tra gli amministratori locali ed eletti, non si riconosce nella politica fallimentare attuata da Renato Schifani e dai partiti che lo sostengono. Tutto alla luce del sole e con la massima condivisione, a differenza del centrodestra,
dove le liste vengono calate dall'alto e decise dalle segreterie dei partiti. E sulle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche ai liberi consorzi comunali in Sicilia, il presidente del Consiglio Comunale di Ispica, Giovan Battista Geonese, rappresentato dall'avvocato costituzionalista Agatino Cariola, ha presentato un ricorso innanzi al TAR Sicilia di Catania per chiedere l'annullamento del decreto di indizioni delle elezioni del presidente Schifani, previa sospensione del voto indiretto. Il ricorso solleva la questione di legittimità costituzionale della legge del Rio e delle norme regionali risalenti al Parlamento vigente durante il governo Crocetta, con le quali avrebbe dovuto attuarsi in Sicilia la predetta legge. L'elezione di secondo grado per le ex province, secondo i motivi del ricorso, violerebbe 5 articoli della Costituzione, l'articolo 1 sulla sovranità popolare, l'articolo 2 sui diritti inviolabili, l'articolo 3 sul principio di eguaglianza sostanziale, l'articolo 51 sull'accesso alle cariche elettive e l'articolo 97 sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. Il prossimo 22 marzo a Enna dovrebbe nascere un nuovo movimento politico, si chiamerà Stella del Sud, ce ne parlano i colleghi di Trapani. È chiaro che nasce tutto come alternativa, ma alternativa a cosa? Nasce tutto nell'ambito di una riflessione tutta interna al centrodestra, in un'operazione che guarda ad un affiancamento fondamentalmente tra due movimenti e tra due esperienze, quello autonomista di Raffaele Lombardo e quello ad impronta civica che mi riguarda e che ho condotto in questi anni anche attraverso il gruppo consiliare attualmente presente al Comune. Era il 12 dicembre scorso quando nella saletta conferenze di un noto hotel palermitano la Galla Lombardo e Miccichè presentavano alla stampa le loro intenzioni di creare un nuovo soggetto politico, mettendo a frutto le loro esperienze di naviganti degli ultimi 30 anni della vita, non solamente dedicata alla politica dell'isola. Mi dica la verità, si dice che il tutto nasce perché non si è gradito tanto, ma non soltanto da parte vostra, ma anche degli elettori, che Schifani sia andato molto verso la direzione Romano Cuffaro. Non credo che sia fondato questo tipo di valutazione. Schifani è il capo, essendo Presidente della Regione, di una coalizione composita nella quale le componenti, i partiti, i movimenti che ne fanno parte, credo che con pari dignità e con pari impegno contribuiscono all'azione del governo. Prima di Natale 2024 ci dissero che per registrare il nome all'anagrafe ci avrebbero fatto sapere. Il senso di quel momento invece doveva essere noto a tutti, ovvero si stavano organizzando. Credo che lo spazio sia enorme, un po' per situazioni interne siciliane, un po' per nuovi movimenti che stanno avvenendo a Roma. Io credo che c'è la possibilità di fare liste elettorali fortissime. Il battesimo si farà ad Enna, cuore della Sicilia, la data sabato 22 marzo e come nei casi che si rispettano il nascituro potrebbe chiamarsi Stella del Sud e questo punto cardinale parrebbe essere tanto caro a Gianfranco Miccichè che è della partita, suo ad onor di cronaca nel 2010 quando fu riuscita al Popolo della Libertà la creazione del partito Forza del Sud confluito poi in Grande Sud. Faremo una strada, un percorso di affiancamento nell'ottica di una proiezione che non è solo elettorale ma anche di progetto politico che non vuole essere né antagonista a nessuno ma solo completare un quadro che rafforzi la componente riformista e liberal-democratica oltre che autonomista del cartello di centrodestra, anche in ragione di una affiliazione nazionale che l'MPA ha nei confronti di Forza Italia e che il mio movimento ha sottoscritto con Forza Italia nel momento in cui si è trattato di fare delle scelte per le elezioni europee. Stando agli analisti, il primo banco di prova di tutte queste prove e provini saranno le elezioni provinciali di secondo livello, ovvero senza la parola al popolo elettore, programmate fra consiglieri comunali e sindaci, entrambi in carica per domenica 27 aprile prossimo, e se qualcuno prova a chiedere loro se il tutto consisterebbe a creare un'alternativa a Renato Schifani per i prossimi 5 anni alla guida della regione, rispondono: lui lo guida, questo governo lo guida con autorevolezza, l'autorevolezza che gli viene dalla sua lunga esperienza,
dall'essere stato anche Presidente del Senato. Io non vedo assolutamente nessuno squilibrio da questo punto di vista. E oggi noi diamo vita a un'aggregazione che nel contesto del governo e della maggioranza di centrodestra intende dare un contributo più forte che non in passato ciascuno di noi che separatamente incidevano sicuramente molto di meno. Questa aggregazione che abbiamo messo in piedi è un'aggregazione che ha tutti i numeri di telefono nuovi. In tanti si stanno rimettendo insieme, ma i numeri di telefono se li conoscono già. I nostri sono nuovi. Se lavoriamo bene potrà avere un successo enorme. E allora non ci rimane che attendere l'arrivo del 22 marzo, ovvero l'indomani dell'inizio della primavera, per recarci ad Enna e poter continuare a dire in questa politica partitica moderna, come si usa in gergo, n'abbiamo visto tanti, questo con gli altri. E sulla strada statale 626 Licata-Torrente Baemi interviene oggi l'assessore regionale Giussi Savarino affermando che finalmente si completerà un'opera strategica. Accolgo con grande soddisfazione la notizia dei lavori da parte di ANAS per il completamento della strada statale Licata-Torrente Baemi. Quest'opera potrà garantire finalmente collegamenti più agevoli tra la provincia di Caltanissetta e quella di Agrigento, in particolare con Licata e il suo mare, oltre che con la A19. Seguo da molto tempo e continuerò a farlo l'iter per questo asse viario strategico per il territorio agrigentino che finalmente verrà ultimato dopo decenni di attesa. Questo quanto affermato in una sua dichiarazione dall'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino. E si è svolto stamani allo Spazio Temenos il primo degli appuntamenti inseriti nel cartellone di Agrigento Capitale della Cultura, una tavola rotonda sul dominio dell'algoritmo organizzato dall'Istituto Leonardo di Agrigento. Le interviste. Oggi è il primo degli appuntamenti che il Liceo Linguistico Leonardo organizza in occasione delle iniziative di Agrigento 2025 con una tavola rotonda sul dominio dell'algoritmo. Sì, oggi finalmente apriamo la nostra settimana della cultura scientifica dedicata ad un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che ormai è pervasivo nel nostro modo di lavorare, di comunicare e comunque di interfacciarci alla realtà che ci circonda. Ed è un tema importante perché noi oggi, come tutti i giorni, vogliamo analizzarlo ponendolo a confronto con la persona, quindi approfondendo in qualche modo e accendendo un faro su quello che è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la persona, che non deve essere visto in senso competitivo, bensì in senso collaborativo, perché utilizzare l'intelligenza artificiale comporta indubbiamente dei vantaggi, ma implica anche delle conseguenze di carattere etico che vanno assolutamente attenzionate. Una fra tutte la questione della tutela della privacy e della sicurezza. Pertanto parlarne credo che sia importante e soprattutto parlarne in un contesto come quello di stamattina, che vede voci diverse provenire da vari settori che possono sicuramente illuminarci su un tema così sensibile e che coinvolge la persona, perché comunque vada, l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l'intelligenza emotiva, la creatività, il pensiero critico, che sono doti imprescindibili dell'essere umano, e quindi è giusto che se ne parli e che se ne parli soprattutto ai ragazzi. Io porterò un po' ai ragazzi quello che sono le nuove frontiere del mondo lavorativo, come appunto tutto il mondo digitale, quindi l'intelligenza artificiale, come dominarla e come difendersi, perché siamo in un'era in cui un prodotto nuovo, quando non si conosce, non si sanno bene Quindi le conseguenze. Nuove opportunità di lavoro. Nuove opportunità di lavoro, anche se si pensa tantissimo a quello che si sta perdendo con l'intelligenza artificiale, penso che sia bene parlare anche delle nuove opportunità che stanno nascendo, perché ci sono anche nuove opportunità. Ecco, il consiglio di un sociologo agli studenti di Leonardo in occasione di questo interessante dibattito sull'intelligenza artificiale. Il consiglio è sempre quello di considerare che i sistemi di intelligenza artificiale e i sistemi algoritmici sono dei prodotti umani, il loro funzionamento non è qualcosa di scontato o inevitabile, ma qualcosa che gli esseri umani costruiscono giorno per giorno, e che dobbiamo sempre considerare questi sistemi fondamentalmente
come dei prodotti umani che possono essere pensati differentemente e che le disuguaglianze che sono legate a questi sistemi, il loro funzionamento eccetera, non è qualcosa di scontato, ma che dobbiamo considerare, esplorare e discutere criticamente ogni giorno in modo da creare un futuro migliore. Che l'intelligenza artificiale, in particolar modo la robotica, sono degli strumenti che quindi, come tutti gli strumenti tecnologici, possono essere utilizzati a nostro beneficio, oppure se ne può abusare e questo può comportare dei rischi. Ci sono due strade per riuscire a ottimizzare i benefici ed eliminare i rischi. Puntare sulla regolamentazione, quindi puntare su più leggi, oppure puntare non solo su più leggi, ma sul diffondere la conoscenza, sull'evitare di diventare semplicemente degli utenti finali o dei client, come si dice, dei dispositivi di intelligenza artificiale, capire come funzionano, capire come sono strutturati e utilizzarli al meglio per il nostro futuro. Il mio intervento riguarderà l'influenza dell'intelligenza artificiale sul funzionamento del diritto, in particolare sull'interpretazione giuridica, la possibilità per esempio che attraverso l'intelligenza artificiale giudici umani vengano sostituiti da giudici robot e quali possano essere le conseguenze di cose di questo genere. Una seconda parte, se ci sarà il tempo, riguarderà invece il modo in cui attraverso il diritto si può regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale in alcuni casi specifici. Mi limito a nominarne due. L'uso dei droni, soprattutto in scenari di guerra, e le cosiddette automobili senza guidatore, driverless machine, in cui appunto bisogna anche immaginare delle regolamentazioni nuove attraverso il diritto. E oggi presenterò le attività che sto facendo utilizzando l'intelligenza artificiale generativa soprattutto nella trasmissione del patrimonio culturale. Ci sono molti strumenti molto interessanti che permettono di velocizzare i processi creativi, di approfondire argomenti che magari rimarrebbero solo in superficie, dopodiché si arriva a livelli ancora non raggiunti pienamente, ma che arriveranno nel prossimo futuro, nella generazione di personaggi virtuali assolutamente verosimili e molto convincenti. Questo porta un vantaggio per certi versi, porta anche una riflessione etica sulla modalità e sulla profondità informativa da controllare e da decidere proprio perché ci si espone verso il grande pubblico. Ecco, il suo pensiero che illustrare ai ragazzi nella iniziativa di oggi? Io oggi farò vedere come l'intelligenza artificiale, che sembra essere una cosa nata ieri o l'altro ieri, semplicemente negli ultimi 2 o 3 anni, in realtà è una cosa che risale a moltissimo tempo fa, a millenni fa addirittura. Molti dei miti dell'antichità avevano già quest'idea di sostituire con l'artificiale quello che era naturale. Poi naturalmente negli ultimi decenni, che appunto non soltanto anni ma decenni, c'è stato un enorme avanzamento. L'intelligenza artificiale è nata nel 1950 con l'idea dell'inventore del computer Alan Turing di usare la sua invenzione per simulare il pensiero e non soltanto per fare i calcoli. E naturalmente negli ultimi 2 o 3 anni c'è stata questa esplosione, ormai si è capito che ci sono enormi interessi economici dietro, ci sono problematiche filosofiche, etiche, scientifiche, sono arrivati ormai addirittura quest'anno 2 premi Nobel, uno in chimica e uno in fisica per l'intelligenza artificiale, quindi veramente è la tecnologia del futuro. E bisogna anche però cercare di capire quali sono i problemi che questa tecnologia presenta e quali sono le soluzioni. Sì, è un'iniziativa che è molto importante in questo periodo, non solo per l'evento che interessa la città, ma perché in generale diciamo, gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla società, la cultura, il mondo del lavoro sono aspetti che interessano tutti, insomma. Ecco, per i ragazzi quanto sono utili queste lezioni? Speriamo che lo siano, ma diciamo che il nostro ruolo è quello di far capire che ci sono molti modi di approcciare l'intelligenza artificiale, soprattutto alla loro età possono anche intraprendere delle carriere di studio, di lavoro che sono determinanti per uno sviluppo intelligente di questo tipo di... Ma lei consiglia di usare l'intelligenza artificiale? Assolutamente sì, con criterio come tutto qua, come tutto.
Linea alla regia per la pubblicità. Incontro tra le associazioni di consumatori e l'ASP di Agrigento, soddisfatti Manlio Cardella e Elenia Capodici, il nostro servizio. Manlio Cardella dell'Unione Nazionale Consumatori Agrigento e Ilenia Capodici di Adiconsum hanno incontrato il dottore Giuseppe Capodieci, direttore generale ASP. L'incontro, affermano i due rappresentanti delle associazioni dei consumatori, ha offerto una visione chiara e un progetto di cambiamento concreto per la sanità locale. Per la prima volta, sottolineano, siamo testimoni di un approccio deciso, con un direttore che non solo ha le idee chiare ma anche la determinazione di trasformare la stagnazione in cui la nostra provincia è stata relegata per decenni. Capodieci, comunicano in una nota, ha accolto con attenzione le richieste e le preoccupazioni sollevate riguardo la qualità dei servizi sanitari, le liste d'attesa e la necessità di garantire un maggiore accesso alle cure per tutti i cittadini, senza disparità. È stata inoltre affrontata la questione dei servizi di screening e prevenzione, che restano un tema centrale per la salute pubblica, perché diventa prioritario investire sulla prevenzione, piuttosto che intervenire solo sulle cure. Abbiamo parlato, hanno specificato Cardella e Capodici, anche dei LEA, il cui obiettivo è quello di garantire un accesso uniforme a servizi di qualità di ogni individuo, di modo che nessuno venga escluso dal diritto alla salute. A tal proposito Capodieci ha preannunciato che a breve verrà inaugurata la prima casa di comunità ad Agrigento, importante struttura intermedia che vedrà uno snellimento in tema di accessi al pronto soccorso. Si è parlato inoltre di garantire un accesso in ospedale, più agevole possibile, per le persone che hanno una minore capacità di ambulare, e soprattutto, creare le precondizioni affinché i giovani non siano costretti ad emigrare per poter ricevere quella formazione sanitaria che potrebbero intraprendere qui ad Agrigento. Paolo Cilona, un nuovo libro sulle ville di Agrigento scempiate dalla mala amministrazione. Il servizio. Sarà presentato venerdì 7 marzo alle ore 16 nella sala Zeus del Palacongressi il nuovo libro di Paolo Cilona dal titolo Le ville di Agrigento. Cilona, storico, intellettuale, giornalista, presidente del CEPASA e patron del premio Telamone, non è nuovo alla redazione di testi che sono frutto di accurata ricerca storica ed offrono spaccati assolutamente inediti della vita della città di Agrigento, ripercorrendone vicende e personaggi. E questo sulle ville di Agrigento si annuncia certamente come un documento dal valore storico e scientifico, ma che ha anche il sapore di una forte denuncia sociale contro la politica, rea di avere favorito quello che fu da più parti definito il sacco edilizio di Agrigento e non solo. L'autore racconta la storia della Villa Garibaldi, del Parco della Dolorata, delle ville Cavetta, Maggiotto, Bonfiglio, di quelle lasciate in abbandono come Pertini, Belvedere, Arancio, Iannuzzo e naturalmente lo scempio della Villa del Sole. Relazioneranno Giovanna Iacono e Ismaele Lavardera, che attorno alla Villa del Sole hanno presentato apposite interrogazioni rispettivamente alla Camera dei Deputati e all'Assemblea regionale siciliana. Interverranno Pippo Di Falco e l'agronomo Giuseppe Lopilato della Colimbetra. Una maxi operazione relativamente allo spaccio di sostanze stupefacenti denominata Aquarius da parte delle forze di polizia nel popolare quartiere di Gazzi a Messina. I colleghi di Messina. In via Bordonaro 16, il gruppo criminale operante nell'area era noto per la sua elevata qualità nella fornitura di droga, tanto da potersi permettere il lusso di rifiutare partite di stupefacenti che non rispondevano ai rigidi standard richiesti. Queste e altre informazioni sono emerse dalle motivazioni della sentenza d'appello riguardante l'operazione antidroga Aquarius, che ha smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti gestita dai gruppi Mazza e Ubertalli, attivi tra Mangialupi e Gazzi. La sentenza, redatta dal giudice Carmine De Rose in 137 pagine, ha condotto a 16 condanne. Secondo i giudici, l'intera vicenda processuale ruota attorno alle dinamiche interconnesse di due nuclei familiari, gli Ubertalli e i Mazza, legati da rapporti di affinità e strettamente interrelati. Questi gruppi familiari sono stati individuati come i principali punti di riferimento per l'organizzazione criminale, che ha esteso la propria rete di spaccio nell'area centro
centro-sud di Messina, coinvolgendo anche altri soggetti esterni, tra cui la famiglia Russo e diversi individui provenienti dalla Calabria. L'operazione operava con una struttura ben definita, con una divisione dei compiti e una gestione centralizzata delle risorse, tra cui una cassa comune destinata a finanziare le operazioni e il possesso di armi per garantire la protezione e la sicurezza delle attività illecite. Questo modello di gestione sinergica e la capacità di operare in modo coeso hanno rafforzato la posizione del gruppo, rendendo difficile il contrasto alle sue attività criminali. Stamattina celebrati a Santa Flavia, nella Basilica Soluntina di Sant'Anna, i funerali di Salvatore Maggiore. L'uomo di 84 anni è stato trovato privo di vita nella campagna di Contrada Amalfitano a Bagheria lunedì scorso. Un episodio che ha scosso l'intera comunità bagherese, poiché potrebbe essere stato vittima dell'aggressione di alcuni cani. L'esame autoptico però non ha chiarito se l'uomo sia morto prima dell'aggressione o a causa della stessa. Per stabilire con certezza le cause della morte sono stati disposti ulteriori accertamenti clinici, tra i quali esami agli organi vitali e istologici, inoltre al DNA che sarà eseguito sugli animali, presunti colpevoli dell'aggressione. Al Marina Center di Palermo si è svolto un interessante convegno per analizzare l'impatto dei risarcimenti sulle strutture sanitarie e proporre soluzioni operative fra nuove normative e adeguamenti assicurativi. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Quali sono i temi centrali per la gestione del rischio nelle aziende sanitarie pubbliche? È necessaria una forte collaborazione fra aziende sanitarie, intanto è l'assessorato regionale della sanità, un monitoraggio costante, una gestione del rischio che attraversa anche un partenariato con enti terzi preposti al sistema, possono evidentemente contribuire a realizzare. C'è un tema legato alla sostenibilità dei rischi, un tema che è legato anche agli equilibri di bilancio. Siamo certi che una cooperazione solida possa migliorare un sistema sia a garanzia degli operatori sanitari che a tutela dell'integrità del patrimonio. Emergeranno sicuramente degli spunti di riflessione su dove intervenire, come intervenire, visto che i decreti attuativi della legge GELI andranno in vigore a breve, marzo dell'anno prossimo, ma bisogna organizzarsi in tempo. Quindi siamo qui al servizio delle aziende siciliane. L'obiettivo di questo convegno è quello di chiarire tante tematiche che diventeranno obbligatorie e operative a breve, dall'entrata in vigore dell'ultimo regolamento emanato dal Ministero della Salute per quanto riguarda l'attuazione piena della legge GELI, che riguarda tutto il mondo del rischio della malasanità e quindi dalle eventuali coperture assicurative, fermo restando che la legge prevede anche una forma di ritenzione, come si suol dire, di autoassicurazioni in alternativa per gli enti del sistema sanitario. Oggi si parlerà di risarcimento del danno e quindi di quanto il danno pesa nella sostenibilità della sanità. È un momento particolarmente importante perché di 2 giorni fa l'entrata in vigore del decreto presidenziale che dà finalmente le tabelle di valutazione del danno economico sulle macrolesioni, un pezzo che mancava molto, ma con l'occasione si parlerà di tutto quello che serve non tanto a risarcire il danno, elemento fondamentale e chiaramente particolarmente impattante, ma cosa bisogna fare per prevenire che il danno si verifichi. La questione assume connotati drammatici nel momento in cui noi consideriamo che l'ammortamento di somme a futura compensazione e risarcimento, che è un legittimo interesse tutelato a livello costituzionale per i pazienti e per le persone, comporta anche lo storno di risorse che potrebbero invece essere utilizzate a tutto vantaggio del cittadino e del paziente. E al comune di Acirriale i dipendenti potranno portare con sé i propri cani in ufficio, i colleghi di Catania.
Nel comune di Acireale i dipendenti potranno portare con sé i propri cani in ufficio. La giunta comunale ha approvato il regolamento per l'accesso e la gestione dei cani dei dipendenti nel luogo di lavoro. Il comune è uno dei pochissimi enti pubblici italiani in cui i dipendenti potranno portare al lavoro i propri migliori amici. Ovviamente questo avverrà nel massimo rispetto dei luoghi, dei colleghi e degli utenti, annuncia così l'assessore ai diritti degli animali Francesca Messina, nell'ottica di garantire politiche di gestione del personale orientate al benessere organizzativo dei propri dipendenti nel luogo di lavoro e a regolamentare la convivenza tra esseri umani e animali all'interno degli uffici in un ambiente di lavoro sereno e stimolante. Il regolamento è già esecutivo e i dipendenti potranno fare richiesta presentando ai dirigenti delle rispettive aree l'apposito modulo allegato alla delibera di giunta municipale. È una sperimentazione che sta partendo in diversi enti pubblici italiani. Abbiamo accolto favorevolmente la proposta dell'assessore, assicurandoci che chi ne esprime il bisogno possa beneficiare della presenza del proprio amico a quattro zampe in modo sicuro e responsabile, nel massimo rispetto del contesto lavorativo, commenta così il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. E si svolgerà stasera e domani domenica presso il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento una commedia brillante e divertente dal titolo L'amore è ciò che ho realizzato, dalla compagnia teatrale della Lanterna Magica di Giuseppe Tedesco. Passiamo alle notizie sportive. L'Akragas domani in trasferta a Ragusa. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. In Serie D si gioca domenica e alle ore 14:30 l'ottava giornata del girone di ritorno di Serie D Girone I. Tra gli altri la capolista Siracusa è impegnata nella trasferta di Acireale, mentre la Regina, staccata di ben 6 lunghezze dal vertice, giocherà tra le mura amiche con l'imprevedibile Enna. Tutto questo per quanto riguarda la vetta. Per quanto riguarda invece la parte bassa della classifica, l'Akragas di Favarine, decimato da squalifiche ed infortunio, si reca nella tana dell'Aldo Cambo contro il locale Ragusa. A dirigere questa gara è stato chiamato Giovanni Moro di Novi Ligure, con assistenti Riccardo Benzi di Crema e Gianluca Innocenzi di Foligno. Il Licata sarà invece di scena al Sant'Agata, che di recente, vuol dire domenica scorsa, ha battuto l'Akragas allo stadio Esseneto. Ma adesso passiamo alle novità. In questi ultimi giorni l'avvocato Giuseppe Arnone ha acquisito il 48% delle quote societarie dell'Akragas e sarà proprio lui, sul mandato degli altri soci di maggioranza, a traghettare la squadra sino alla fine del torneo. La notizia l'ha diramata lo stesso diretto interessato con un video e che ha fatto il giro sul web. Praticamente l'avvocato Giuseppe Arnone ha acquisito le quote appartenute ai soci Giuseppe Verde per il 44%, quelle di Gianfranco Rosato e Salvatore Bottone il 2% ciascuno, mentre il restante 52% rimane in mano agli attuali proprietari. Nei prossimi giorni, ha sottolineato lo stesso, convocherà un'apposita conferenza stampa durante la quale spiegherà tutti i dettagli dell'operazione. Continua dunque l'avventura dell'Akragas in queste restanti ultime 10 partite e così si scongiura il ventilato ritiro dal torneo. E al Broccoleri di Favara domani l'incontro di calcio tra il Castrum e la Sambiase. Ce ne parla Giuseppe Moscato. Impegnativa partita casalinga domani per Castrum Favara, che allo stadio Broccoleri ospita i calabresi del Sambiase. La squadra tra le rivelazioni di questo interessante campionato nazionale di Serie D Girone I. Nella partita di andata Castrum Favara ha ben figurato in terra calabra, andando prima in vantaggio e poi chiudendo la partita sull'1-1. Quindi domani si aspetta sicuramente una gara importante e proprio per questo la società giallo-blu ha ancora una volta abbassato i prezzi, ovvero in gradinata si potrà entrare sia in prevendita sia al botteghino al modico prezzo di 5 euro. Questo perché la squadra ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi. Più persone sono allo stadio, naturalmente più carica riceveranno i giocatori.
Questa mattina l'allenamento conclusivo di mister Infantino per testare tutti i giocatori che ha a disposizione e mettere in campo la migliore squadra. Una squadra che viene sicuramente con un ottimo morale, vista l'eccezionale prestazione che c'è stata domenica scorsa a Caltanissetta, una squadra bisognosa di punti che vuole subito raggiungere la quota salvezza, e questo appunto è quanto prefissato dalla società. Ma sentiamo mister Infantino in sala stampa. Sambiase sta disputando un grandissimo campionato, se la sta ancora giocando per le prime posizioni, una società che io stimo tanto. Il direttore, l'allenatore è un mio amico, gli faccio i complimenti per il lavoro straordinario che sta facendo, però noi domani abbiamo un impegno importante, noi dobbiamo fare punti per cercare di raggiungere la salvezza prima possibile. Sappiamo che è un avversario difficile, con giocatori importanti, però come dico sempre noi guardiamo in casa nostra e se siamo concentrati, se siamo agonisticamente pronti, credo che l'avversario è meno forte. All'andata alla Mezzia Terme c'è stata forse una delle migliori prestazioni del Favara fuori casa, un primo tempo sontuoso, gol in vantaggio della Piana, raddoppio sfiorato per tante volte, poi il pareggio del Sambiase, e da quel giorno in poi il Sambiase ha preso il volo. Domani invece che partita sarà rispetto all'andata? Ma la solita partita, credo che ormai loro hanno una identità ben precisa con giocatori offensivi importanti, però sarà una partita bella da vedere, sicuramente combattuta, due squadre che gli piace attaccare, credo che ci sarà veramente da vedere, perché tutte e due le squadre cercheranno di vincere la partita. Unico indisponibile Yairo Mudasiru, fermato al giudice sportivo per una giornata. Sì, però grazie a Dio abbiamo tantissimi giocatori, sono tutti disponibili, abbiamo ampia scelta e faremo, spero di fare le scelte più giuste per questa partita. La società per domani ha fatto un prezzo promozionale per la gradinata a 5 euro, non solo in prevendita ma anche al botteghino, quindi invitiamo ancora una volta il pubblico a seguire questa squadra perché la salvezza passa dal Brucoleri. Sicuramente sì, e ringraziamo la società per questa grande disponibilità verso la città. Adesso deve rispondere la nostra gente, perché abbiamo veramente bisogno del loro sostegno, del loro incitamento, perché credo che tutti assieme possiamo raggiungere questo obiettivo che è importante per tutta Favara. Nel campionato di eccellenza Girone A è arrivato finalmente il grande giorno della super sfida tra l'attuale capolista Athletic Palermo ed il Città di Gela, distanziate tra loro da appena un punto. Si tratta di punti importanti in palio, che si giocherà allo Stadio Favazza per un match il cui risultato potrebbe dare una serie indicazione per il resto del campionato, ma come da decreto prefettizio è vietata la vendita dei titoli d'accesso all'impianto sportivo ai residenti della provincia di Caltanissetta. Per consentire ai tifosi del Gela e a tutti gli appassionati di poter seguire la partita, l'Athletic Club di Palermo garantirà la diretta streaming dell'incontro sul proprio canale YouTube. Infine, interessante trasferta per l'Unitas Sciacca, che gioca sul campo del Castelbuono, dove intende proseguire la scia delle due battistrada. Invece, per quanto riguarda il campionato di promozione Girone C, prosegue a distanza il duello per il salto di categoria in eccellenza tra Camarat e Giarre, staccate tra loro da appena un punto. Questo prossimo turno metterà a confronto la prima in casa contro il Riposto, mentre la seconda anch'essa tra le mura amiche contro gli agrigentini del Gemini. Indirettamente la squadra giovannese potrebbe fare un grosso favore ai cugini del Camarat di mister Curzio Sclafani, che guardano a questa sfida con grande interesse. Infine l'Aragona, in crisi di risultati e con l'impellenza di sostituire in banchina il dimissionario Mercante, dovrà osservare un turno di sosta. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV,
in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visualizzare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.